La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per il momento conoscitiva disposta dal procuratore Luigi Patronaggio a carico di ignoti per fare luce su quanto denunciato ieri da Mario Amico nella persona del dottor Claudio Lombardo relativamente alla rimozione delle dune di sabbia. L'incarico era stato ricevuto dal comune di Agrigento alla ditta SEA per pulire l'arenile. I carabinieri hanno subito effettuato il sopralluogo e redatto una lunga e dettagliata relazione investigativa, ove avrebbero anche appurato lo stato di fatto delle cose e dei luoghi da riferire all'autorità giudiziaria. Intanto la stampa nazionale, con in testa la RAI, si è interessata allo scempio ambientale effettuato in una delle zone più incontaminate delle nostre spiagge. Sul lavoro svolto è intervenuta direttamente la SEA con un suo comunicato stampa che ha affermato che l'azienda ha avviato una tempestiva indagine interna, appurando, spiega la SEA, che diversamente da quanto potrebbe apparire dalle immagini pubblicate dalla costa riprese dall'alto, l'intervento eseguito sulla spiaggia di Maddalusa non ha in alcun modo alterato la conformazione delle dune insistenti nel tratto di arenile oggetto della pulizia, né ha tantomeno cancellato la flora circostante. L'attività eseguita, afferma la SEA, è in conformità a quanto autorizzato dal Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato regionale del territorio ed è consistita nella rimozione dei tronchi di albero e fuscelli depositati dalle mareggiate invernali sulla battigia, materiale che è stato temporaneamente raccolto a bordo dell'arenile in attesa di essere trasportato presso gli impianti di smaltimento finale. L'attività di pulizia, conclude la SEA, non ha comportato dunque alcuno stravolgimento dell'ecosistema né un danno alle dune di sabbia o alla flora circostante, posto che il tratto di spiaggia oggetto di pulizia e mostrato nelle foto pubblicate dall'associazione Mare Amico si presentava già prima dell'intervento pianeggiante. In materia interviene anche il presidente del Circo Rabat di Agrigento, Daniele Gucciardo, affermando come nella giornata di ieri abbiamo appreso in 2 punti del litorale della città, a Maddalusa, sono stati effettuati dei lavori di pulizia palesemente fuori norma che hanno seriamente compromesso gli habitat dunali presenti in località Cannatello e Maddalusa. Siamo sconcertati, afferma Gucciardo, dal dovere constatare che ancora oggi possono verificarsi fatti del genere, frutto di incompetenza e superficialità. Ogni anno, dal 2014 a oggi, la nostra associazione svolge nella spiaggia di Maddalusa attività di educazione ambientale e tappe di campagne di sensibilizzazione di carattere nazionale, denominate spiagge e fondali puliti. Nel 2017 abbiamo denunciato anche il fatto che in località Le Dune anonimi avessero eliminato la vegetazione ripariale, canneto, del vallone Canne che sfocia al mare attraversando la spiaggia e che svolge una continua azione di contrasto e di riduzione del danno ambientale procurato da persistenti sversamenti abusivi di liquami fognari. Questi fatti testimoniano che questi lavori di preparazione delle spiagge alla stagione balneare vanno fatti da personale adeguatamente formato, utilizzando mezzi idonei, sorvegliati attentamente da chi questi lavori di pulizia li commissiona e li autorizza. Chiediamo, conclude Daniele Gucciardo per Legambiente, che gli enti competenti verificano in dettaglio ciò che è avvenuto e di accertare eventuali responsabilità. La nostra associazione si riserva quindi di costituirsi parte civile in caso di svolgimento di procedimenti giudiziari. E su quanto successo ieri a Maddalusa presenta un'interrogazione parlamentare all'Arsi il deputato Michele Catanzaro, affermando: dopo lo scempio delle dune di sabbia di San Leone denunciato dall'associazione Mare Amico, il governo regionale cosa intende fare? Quali interventi si pensa di attivare per provare a rimediare quello che assumerebbe i contorni di un autentico disastro ambientale? Lo chiede in un'interrogazione appunto presentata dal PD Michele Catanzaro, dopo che, secondo quanto denunciato dall'associazione ambientalista, un recente intervento di pulizia dell'arenile mediante l'impiego di ruspa effettuato da una ditta incaricata dal comune avrebbe determinato la distruzione delle dune di sabbia della località alle porte di Agrigento.
Le dune costiere per Catanzaro rappresentano un ecosistema protetto dalle leggi comunitarie, svolgendo un ruolo importantissimo nella difesa della costa. Sono infatti un ostacolo fisico all'avanzamento del mare e costituiscono un consistente deposito di sabbia che può alimentare naturalmente la spiaggia dopo le mareggiate invernali. Per non parlare delle conseguenze sull'ecosistema e del rischio che questo intervento abbia potuto distruggere il nido di qualche tartaruga caretta che proprio in questo periodo deposita le uova nelle spiagge. In materia interviene anche il sindaco di Agrigento affermando che le informazioni che ho assunto e le foto che mi sono state inviate sembrano non lasciare dubbi. Pare proprio, afferma Firetto, che le dune siano state spianate. Ho chiesto pertanto all'ufficio ecologia del comune di verificare i fatti e di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica se ne ravviseranno gli estremi. Ho chiesto inoltre di disporre subito un'indagine interna per verificare chi ha omesso di controllare, recandomi sul posto per verificare di persona la situazione.